Restano monitorate le condizioni del sedicenne, che non sarebbe in pericolo di vita, accoltellato alla schiena al braccio sabato sera in prossimità del Parco Attaneo da un altro giovane. Per motivazioni tutte da chiarire non si esclude nessuna ipotesi, dalla lite degenerata alla tentata rapina. Secondo le ricostruzioni il ragazzo sarebbe riuscito a chiedere aiuto in un locale poco distante per poi essere soccorso e portato in ospedale. Continuano le indagini della squadra mobile di Vicenza per far luce sull'accaduto, anche grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nell'attesa che il ragazzo possa essere sentito e fornire un quadro più chiaro della vicenda. Ma oltre a questo episodio di violenza, per Vicenza il weekend è stato movimentato. A pochi passi da qui e dalla stazione, in via Napoli, andava in scena una lite tra stranieri. Qui i residenti, a partire da sabato, hanno avviato una raccolta firme per chiedere l'istituzione di una zona rossa. È cominciata una raccolta per richiedere al prefetto la zona rossa e quindi poter allontanare queste persone che sono sempre in questa zona. Ci sentiamo inermi nei confronti di queste persone che fanno e disfano a loro piacimento. Di un mese fa la passeggiata dei comitati di cittadini e commercianti per chiedere maggior sicurezza in città, iniziativa che verrà replicata. Purtroppo la delinquenza sta aumentando ogni giorno di più e non è gestita in nessuna maniera. Noi abbiamo fatto una manifestazione dove Vicenza pretende sicurezza, sicuramente ne stiamo già organizzando un'altra dove intenderemo portare molte più persone. Segnaliamo quello che è noto dappertutto in tutti i rioni della zona, cioè che c'è continuo spaccio, continua gente che si muove in modo senza senso, fanno risse, urlano a orari impensabili e poi purtroppo qualcuno dice che c'è la percezione che qualcosa non vada. Siamo tutti molto preoccupati e abbiamo paura a volte anche ad uscire la sera perché certe zone della città non sono sicure.